Sala torna lo spettro chiusura per gli oltre 700 operai. La denuncia dei sindacati dell'RSU, lavoratori pronti allo sciopero, lunedì l'assemblea. Agenti aggrediti da un branco di pusher di fronte al comando della polizia locale. Il fatto in pieno giorno ieri a Mestre. Gli spacciatori volevano impedire l'arresto di uno di loro. 14enne fermato in autostrada lungo la A4 mentre è alla guida dell'auto tra Latisana e Portogruaro con i genitori accanto. Multa di 4.000 euro dalla Polstrada di Palmanova. 2 persone sono state condannate all'ergastolo per l'omicidio di Marcella Boraso avvenuto nella sua abitazione di Portogruaro nel 2020. Tappa alle zattere di Venezia per la nave di Greenpeace impegnata in un tour dell'Alto Adriatico per sensibilizzare sui problemi che porteranno a cambiamenti climatici soprattutto in laguna. I vetrai di Murano lanciano l'allarme, finiti i ristori per le nostre fornaci, chiedono l'intervento del governo affinché metta a disposizione i fondi contro i rincari. Una nascita record di ben 11 pulcini di cigno a Porto Santa Margherita, vicino all'approdo del traghetto per Caorle, i cigni adulti addomesticati da anni dall'ex maresciallo di San Donà, Carmine Terone. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano torna dunque la vicenda Speedline e torna lo spettro della delocalizzazione e chiusura per gli oltre 700 operai dello stabilimento di Santa Maria di Sala. Quasi certamente lunedì prossimo, 16 maggio, l'indizione dell'Assemblea Unitaria dei Lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala per proclamare lo sciopero contro la decisione della multinazionale svizzera di sospendere il piano di rilancio, venendo così meno agli impegni presi dopo mesi di presidi, incontri e trattative. La smettono di prendere in giro i lavoratori, tutto il sindacato, ma soprattutto anche tutte le istituzioni che ci stanno mettendo del suo da diversi mesi, perché questi qua stanno prendendo in giro tutti e quindi anche il governo italiano. Pesanti le accuse mosse dal portavoce della rappresentanza sindacale dei lavoratori del polo produttivo di alta gamma, con la FIOM CGIL che rilancia e denuncia. Un ragionamento è partire da una base e poi sviluppare eventuali modifiche o crescite. Un altro è sapere che invece l'imprenditore, la proprietà, la multinazionale intende andarsene. Con questa decisione della Ronal, giunta tra l'altro in modo ufficioso, di fatto la situazione degli oltre 700 lavoratori dello stabilimento di Tabina si trova nuovamente di fronte a un bivio. L'hanno accettato, ha fatto la valutazione, stiamo parlando di consulenti che sono al massimo livello mondiale di consulenza, presentano un piano e anche quello non va bene. Allora ci viene il sospetto che la decisione di Ronald sia di chiudere, che non abbia mai fatto passi indietro, non abbia mai cambiato idea. Dopo la visita di pochi giorni fa del ministro Orlando a Tabina per esprimere la propria vicinanza agli operai e contro la delocalizzazione, ora si attende venga fissata in calendario la data di incontro tra vertici aziendali, istituzioni e sindacati tutti. Pertanto noi aspettiamo l'ufficialità che ci sarà alla presenza del Ministero per lo Sviluppo Economico, ma se queste sono le prime, neanche indiscrezioni, notizie che abbiamo avuto, è chiaro che ci aspetta un percorso molto in salita e molto difficile. La cronaca, agenti della municipale aggrediti da un branco di spacciatori in via Cappuccina a Mestre. Il fatto è accaduto in pieno giorno e proprio a 2 passi dal comando dei vigili. Agenti della polizia locale in Borghese aggrediti dagli spacciatori. Una decina si è scagliata in massa contro i rappresentanti della polizia locale. Un vero e proprio branco che per tentare di impedire l'arresto di un altro pusher non ha esitato a prendere a calci, graffi e pugni gli agenti. Il fatto a Mestre ieri pomeriggio in pieno giorno davanti al sottopasso del tram di via Cappuccina, sotto gli occhi di passanti automobilisti e proprio a poche decine di metri dal comando della polizia locale. Insomma, un vero oltraggio, un autentico attacco e sfida alle istituzioni e alla legalità.
il branco di aggressori spacciatori di origine africana, così come il giovane pusher di cui hanno tentato di impedirne l'arresto e invece successivamente fermato dopo che a dare manforte agli aggrediti sono giunte altre 3 volanti della polizia locale e 2 della polizia di Stato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo, mentre si sono perse le tracce del branco di spacciatori immediatamente in fuga con l'arrivo degli altri poliziotti. 2 persone sono state condannate all'ergastolo per l'omicidio di Marcella Boraso avvenuto nella sua abitazione di Portogruaro nel 2020. La Corte d'Assise di Udine ha condannato all'ergastolo entrambi gli imputati dell'omicidio di Marcella Boraso, la 59enne uccisa a Portogruaro la notte tra il 21 e il 22 luglio 2020. Il verdetto è stato pronunciato dopo 4 ore di Camera di Consiglio. I condannati sono 2 giovani marocchini di 21 e 23 anni. La donna era stata uccisa nel suo appartamento in maniera particolarmente violenta ed efferata dopo che aveva sorpreso i 2 giovani a rubare. Il suo corpo senza vita era stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti la mattina seguente dopo essere stati allertati dai vicini di casa per un incendio che si era poi rivelato doloso. Qualche mese dopo i fatti, uno dei 2 condannati aveva accettato di collaborare con le forze dell'ordine, ammettendo il delitto e chiamando in causa il connazionale. Un 14enne è stato sorpreso alla guida di un'auto lungo l'autostrada 4 tra Latisana e Portogruaro. Vista la minore età del trasgressore, ai genitori che lo accompagnavano sono stati contestati la guida senza patente, la guida senza aver raggiunto la maggiore età e l'incauto affidamento del veicolo con una sanzione amministrativa complessiva di quasi 4.000 euro. A scoprire l'adolescente è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova che si è vista sorpassare da un'auto che procedeva a elevata velocità. Secondo la Municipalità di Venezia, Murano e Burano e la Consulta Civica Veneziana, il Comune spende troppo poco per la manutenzione dell'edilizia pubblica. Sono parecchi gli appartamenti vuoti sia in laguna che nell'entroterra. Quanto si spende a Venezia per la residenzialità pubblica? Mediamente negli ultimi 10 anni la spesa è stata di 2-3 milioni all'anno. E se pensiamo solo all'intervento sulla cittadella dello sport, che costerà 300 milioni, spendendo 3 milioni all'anno ci vorranno circa 100 anni per parificare l'investimento. Secondo Tommaso Bortoluzzi, consigliere della Municipalità di Venezia, Murano e Burano con delega al bilancio, per le manutenzioni dei 5.000 alloggi di proprietà del Comune occorrerebbero almeno 20 milioni di euro all'anno. Che per le case pubbliche si spenda poco lo sostiene anche la Consulta Civica Veneziana. A fronte di tutto il tesoretto messo via di oltre 90 milioni di euro non si capisce perché la residenzialità, tanto sbandierata poi anche nelle precedenti giunte, non è ancora il fulcro del programma di questa giunta. Ci aspetteremmo che si capisse che una città senza cittadini non è nulla. La Giudecca, ad esempio, è rimasta tra le poche zone popolose di Venezia, probabilmente grazie alle tante case di edilizia pubblica, ma non tutte sono aperte. Complessivamente tra Comune e Ater ce ne sono più di 200 attualmente sfitte, delle quali alcune abbisognano effettivamente di grossi investimenti, altre con poche decine di migliaia di euro si potrebbero restaurare, altre sono addirittura agibili. Una situazione che sarebbe diffusa in laguna quanto nell'entroterra. Com'è la situazione a Favaro dell'edilizia pubblica? È tanto quanto Venezia, cioè gli appartamenti sono chiusi, pensa che nel mio condominio ce ne sono 8 di vuoti. Quando un condominio di 22 nuclei ha 8 appartamenti vuoti, vuol dire che le spese per gli inquilini vengono raddoppiate, se non triplicate. Venezia ha ricevuto in eredità dal passato non solo un enorme patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche un patrimonio di edilizia pubblica. Grazie a questo che la città ha tenuto ancora, però è chiaro se lasciamo che qualcuno si divori questo patrimonio, la città già durante questa prossima estate andrà sotto i 50.000, credo che non avrà proprio futuro. Il Consiglio
Comunale di Venezia ha approvato all'unanimità la concessione del complesso ex Giungas alla Giudecca allo UAV per 25 anni. Il complesso, attualmente inutilizzato e in parziale stato di degrado, verrà destinato esclusivamente a residenza universitaria. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica ci saranno 127 alloggi per studenti per un totale di 208 posti. L'investimento è di 7,5 milioni di euro. A Zelerino si è svolta l'Assemblea Generale dei Vescovi del Triveneto, riconfermato alla Presidenza anche per il prossimo quinquennio Monsignor Francesco Moraglia al suo terzo mandato. Molto ampio il consenso raccolto tra i prelati. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, è stato riconfermato anche per i prossimi 5 anni presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Monsignor Moraglia inizia dunque il suo terzo mandato alla guida dei 15 vescovi delle diocesi del Triveneto e in questo compito verrà coadiuvato dal vescovo di Bolzano-Bressanone Ivo Muser come vicepresidente e dal vescovo di Concordia Pordenone Giuseppe Pellegrini come segretario. Lo ha deciso l'Assemblea dei Vescovi riunita al Centro Cardinale Urbani di Zelarino. La riconferma è frutto di un appoggio ampio da parte dei vescovi del Triveneto al Patriarca. È stato il commento dell'arcivescovo di Udine Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, che in questi anni ha sempre saputo condurre i lavori della conferenza all'insegna della comunione e del confronto continuo per un cammino insieme ai 15 vescovi del Triveneto. Avere il patriarca, ha proseguito, è anche un segno del grande valore del Patriarcato di Venezia come punto di riferimento storico ed ecclesiale. Nel corso dell'incontro i vescovi hanno affrontato vari temi, le prospettive del cammino sinodale attualmente in atto alla luce di quanto emerso nella prima fase di ascolto realizzata in questi mesi nelle varie diocesi e rielaborata nei documenti di sintesi recentemente presentati alla CEI. Si sono inoltre confrontati sull'appuntamento ormai imminente dell'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani in programma dal 23 al 27 maggio prossimi. Tappa alle zattere di Venezia per la nave di Greenpeace impegnata in un tour dell'Alto Adriatico per sensibilizzare sui problemi che porteranno i cambiamenti climatici, soprattutto in laguna. Greenpeace è un'organizzazione che da 50 anni si batte per l'ambiente e per il clima. Non potevamo non far iniziare la tappa italiana della Rainbow Warrior da Venezia, che è una città che sta in prima linea, diciamo così, per combattere i cambiamenti climatici e in un certo senso anche nel subirne gli effetti. La Rainbow Warrior, nave bandiera di Greenpeace, ormeggia alle Zattere, prima tappa di un giro che la porterà a solcare per 2 settimane le acque del Nord Adriatico, un'area definita particolarmente critica da un punto di vista climatico e ambientale. Venezia con il delta del Po è di sicuro tra le aree, se non l'area più impattata dai cambiamenti climatici. Questo vuol dire un significativo innalzamento delle acque con tutto quello che questo comporta. È una sfida immensa, qui stiamo parlando di fare 2 cose: intanto ridurre drammaticamente l'uso dei combustibili fossili, ma allo stesso tempo pensare a un approccio diverso all'adattamento e teniamo a mente che non necessariamente tutte le opere a partire dal Mose considerate fino adesso potranno reggere l'impatto dei cambiamenti climatici. La Rainbow Warrior attuale è la terza della serie, è una nave con 5 vele, progettata specificatamente per le attività di Greenpeace, dalle ricerche scientifiche alle dimostrazioni di protesta. Ha un equipaggio di una quindicina di persone e la possibilità di far atterrare un elicottero. Abbiamo deciso di iniziare da Venezia un tour con la nave diciamo iconica di Greenpeace Rainbow Warrior per fare delle attività di denuncia, di sensibilizzazione e di ricerca scientifica in un arco molto ampio che va praticamente dal delta del Po fino a Trieste, quindi per prendere tutta la parte nord dell'Adriatico, in particolare a Venezia, nell'area marina protetta di Miramare di fronte a Trieste e ancora scenderemo nel parco del delta del Po. Oggi la commemorazione di Alfredo Albanese, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, che il 12 maggio 1980 fu assassinato a Mestre da un comando delle Brigate Rosse. Come ogni anno città, istituzioni, forze dell'ordine hanno voluto ricordarlo per dire ancora una volta no alla violenza e all'illegalità, con una cerimonia svolta stamani in prossimità del cippo commemorativo tra via Rielta e via Comelico, dove fu ucciso. Responsabile della sezione antiterrorismo della Digos di Mestre, in quel maggio 1980 stava indagando sull'omicidio di Sergio Gori, l'allora dirigente del petrolchimico di Marghera.
Il consorzio che tutela la produzione artistica del vetro di Murano chiede l'intervento del governo affinché metta a disposizione al più presto i fondi promessi per contenere i rincari esorbitanti dei prezzi del gas, e da ottobre le fornaci chiedono contratti a prezzo fisso. I produttori del vetro artistico artigianale di Murano, che si riuniscono nel consorzio Promovetro Murano, dalla voce del loro presidente Luciano Gambaro, lanciano un appello al governo. Noi lanciamo un appello, un accorato appello al governo, perché la cifra ipotizzata messa a disposizione al bilancio per 2022 per i produttori di Isola di Murano quanto prima sia reso disponibile, non solo a parole ma con i fatti. Noi ormai da molto tempo stiamo attendendo una risposta concreta e certa riguardo a questo nuovo ristoro che ci permetterà di proseguire le nostre attività, di mantenere accesi i nostri forni fino a settembre del 2022. I ristori messi in campo dalla Regione Veneto sono ormai esauriti. Il plafond di 3 milioni di euro messo a disposizione alla fine del 2021 dalla Regione del Veneto è terminato con il mese di febbraio. Quindi noi praticamente da marzo del 2022 stiamo pagando il gas per l'intero suo valore. Dall'autunno la speranza dei produttori dell'isola del vetro a Murano è quella di poter sottoscrivere un contratto per una fornitura a prezzo fisso. Sarà importante per noi poi fare un nuovo contratto col nuovo anno termico, che ricordo parte il 1° ottobre del 2022, magari a prezzo fisso con i nostri fornitori, prezzo fisso che permette alle aziende di mettere a bilancio delle cifre certe, sicure e garantite. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, commenta per noi i primi 2 colpi del prossimo festival, poi occhi puntati ai primi di giugno, quando verrà annunciato il secondo Leone d'Oro alla carriera. Prima della sua partenza per il Festival di Cannes, dove incontrerà produttori, addetti ai lavori e la crema della cinematografia mondiale, il direttore Alberto Barbera commenta i primi 2 colpi in arrivo alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Siamo entrati nel vivo della preparazione della prossima Mostra del Cinema di Venezia. Il Leone d'Oro alla carriera, come sapete, va a Paul Schrader, figura centrale del nuovo cinema americano nato alla fine degli anni 60. Schrader ha scritto alcune delle sceneggiature più belle dei film di Martin Scorsese, tra cui Toro Scatenato, per esempio, che è veramente un capolavoro assoluto. E a chi si aspettava una madrina italiana della mostra, Barbera risponde così. Un nome che ha sorpreso forse qualcuno che si aspettava un'attrice o una modella italiana come era nella tradizione della Mostra del Cinema, ma siamo in realtà un festival internazionale. Perché non accogliere dunque una giovane, bella e bravissima attrice spagnola che da anni, peraltro, risiede e lavora in Italia? Attenzione, le sorprese non sono finite. Ha pubblicato un suo romanzo, si chiama Un posto tutto mio, è simpaticissima, generosa, gentile, estroversa e credo che si farà amare dal pubblico del festival. Un'ultima notizia con una nascita record di ben 11 pulcini di cigno a Porto Santa Margherita, vicino all'approdo del traghetto per Caorle. Eccoli qui, mamma Silvia, papà Peter, con i loro pulcini. Sono stati ribattezzati così 2 meravigliosi esemplari di cigno adulto, sempre vicini ai nuovi nati. Una scena che sta facendo il giro del web, e il posto dove sono nati i pulcini è diventata meta di tanti curiosi e affascinati dalla straordinaria nascita. I cigni sono addomesticati e seguiti con passione ormai da diversi anni dall'ex maresciallo di San Donà di Piave, Carmine Terone, che li protegge e li tutela anche in queste ore, naturalmente insieme ai loro 11 pulcini. E con queste bellissime immagini termina questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni meteo. Grazie per averci seguito, buona serata.
Siamo aperti. Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. L'anticiclone domina sul nostro territorio. Venerdì 13 maggio sarà un'altra giornata asciutta e calda. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Più nubi al pomeriggio sui rilievi, ma anche sulle zone pedemontane, con occasionali acquazzoni che saranno possibili fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 17 gradi, massime estive tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Bel tempo, salvo nel pomeriggio sulla zona montana, dove saranno probabili piogge sparse, in genere moderate. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza tra sole e nubi. Nelle ore pomeridiane si formeranno alcuni rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Siamo aperti. Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.